Eder. Mech. Pallister. Oggi ci immergiamo in un caso che continua a intrigare l'opinione pubblica e gli esperti: la misteriosa morte di Liliana Resinovic. Questo caso è diventato un intricato puzzle di dettagli sconcertanti che sfidano le spiegazioni semplicistiche. Liliana Resinovic scomparve il 14 dicembre 2021, e il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio 2022, nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Tuttavia, una recente perizia ha stabilito che la donna sarebbe morta il giorno stesso della sua scomparsa. Questo dettaglio apre una serie di interrogativi su dove fosse stata Liliana nei giorni tra la sua scomparsa e il ritrovamento del suo corpo. Ad arricchire il mistero ci sono le osservazioni del rinomato zoologo Nicola Bressi. Egli sostiene che il corpo di Liliana Resinovic sia stato posizionato nel boschetto solo il giorno prima del suo ritrovamento. Questa teoria si basa su diversi fattori, tra cui le condizioni del corpo e l'assenza di segni di deterioramento che ci si aspetterebbe dopo un'esposizione prolungata agli elementi. Particolarmente intrigante è la scoperta di formiche morte su una delle mani di Liliana. Queste formiche appartengono a una specie che, secondo gli esperti, sarebbe stata in letargo durante il periodo della sua scomparsa. Questo dettaglio suggerisce che il corpo potrebbe essere stato spostato da un luogo all'altro, sollevando ulteriori domande sulla cronologia e le circostanze della morte di Liliana. Un altro elemento che aggiunge complessità al caso sono le tracce gialle trovate sugli indumenti e sulle suole delle scarpe della vittima. Gli inquirenti le hanno identificate come polline, un indizio che potrebbe indicare che il corpo sia stato tenuto in un ambiente diverso dal boschetto prima di essere depositato lì. La presenza di polline in un periodo in cui la vegetazione non è in fiore è un dettaglio che non può essere ignorato e che potrebbe fornire ulteriori indizi sul luogo in cui il corpo è stato nascosto. Un aspetto che ha lasciato perplessi gli esperti è che il corpo di Liliana non mostrava segni di attacco da parte degli animali selvatici locali, come cinghiali e volpi, notoriamente presenti nella zona. Secondo il dottor Bressi, il luogo in cui è stato trovato il corpo si trovava lungo una pista frequentemente utilizzata dalla fauna locale per accedere al parco. L'assenza di segni di morsi o graffi suggerisce che il corpo non sia rimasto nel boschetto per un periodo prolungato. Le incognite che circondano la morte di Liliana Resinovic sono molteplici e le nuove scoperte sollevano più dubbi che risposte. La combinazione di formiche fuori stagione, tracce di polline e l'assenza di segni di animale suggeriscono uno scenario complesso, forse orchestrato da qualcuno con una conoscenza dettagliata della zona e delle sue dinamiche. Questo caso rappresenta una sfida non solo per gli investigatori, ma anche per gli esperti forensi che devono districare una rete di indizi apparentemente incongruenti. Man mano che nuove informazioni emergono, il mistero della morte di Liliana Resinovic continua a crescere, catturando l'attenzione di chiunque sia affascinato dalla complessità degli enigmi criminologici. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questo caso e altri misteri che esploreremo insieme. Grazie per averci seguito in questo viaggio nel mondo dei misteri irrisolti. Luoghi comuni: Liliana non si sarebbe mai messa con un uomo dell'età di Sterpin. Nulla di più falso. Chi ha conosciuto Sterpin sa benissimo che come porta gli anni lui non li porta nessuno. E allora cerchiamo di capire uno dei segreti dell'uomo che ha sconfitto l'età. Tutti gli italiani che si sono interessati del caso di Liliana, youtuber eccetera, tu sai benissimo e te l'ho detto che il numero uno fra tutti siete proprio te e Paolo Ferini, siete i due numero uno, insomma, per dire, per quanto ricerche fatte, per quanto interessamento eccetera. Bon, detto questo, per cui io non mi sono dimenticato né di te né di lui, ma ho nominato così a casaccio, non nomi ma località dove si annidano, chiamiamoli così, personaggi che si sono appassionati a questo caso e ci mettono del loro per cercare di sbrogliare la matassa. Mentre tempo fa ti avevo parlato di un esercizio che io faccio in mare, a parte che con i bersaglieri spero di venire in Sicilia a maggio, che c'è il raduno nazionale bersaglieri a Marsala, per dire,
per cui potrebbe essere un'ulteriore occasione per trovarsi. Comunque, questa roba funziona facendo esercizi in mare con le ciabatte, che queste che ti faccio vedere in quella pesano 4 kg, 2 per piede. Ne ho un altro paio di 3 kg e uno di 5. Le suolette sono fatte in listelle di piombo ricavate dai vecchi scarichi di tutte le case fino a 20 anni fa o giù di lì, avevano gli scarichi fatti in tubo di ferro, giusto? Questi sono stati eliminati, venduti come piombo. Io ne ho comprati qualche decina di chili, perché con il tubo di piombo aperto da una tenaglia opportunamente e tagliato in pezzi di 30 cm di lunghezza, lui è largo circa 10, un diametro di 3 rotti, per cui assemblati con dei rivetti appositi l'uno sull'altro, puoi fare che peso che vuoi, di peso sottopiede. L'esercizio consiste in avere sotto i piedi, che puoi mettere anche alla caviglia, quei pesi che trovi in negozio di articoli sportivi per fare ginnastica in palestra, per capirci, solo che devi fare in acqua. Se sei in mare quelli si riempiono di acqua salata e poi ti vengono giù delle goccioline, ho già provato, goccioline color ocra, che niente non sono altro che pezzetti probabilmente di ferro annegati dentro assieme alla sabbia per rendere più pesante l'oggetto, in parole povere. Motivo per cui ho pensato di fare questo, spruzzato di vernice, cioè opportunamente stuccato un foglio sopra l'altro. Fai che peso che vuoi, è chiaro, perché ne aggiungi quanti vuoi, e io ho un paio che pesa 3 kg, ripeto, uno 4 kg, uno 5 kg. In virtù del peso che hai sotto i piedi devi metterti un galleggiante, che di solito è sia girocollo, anche quelli costruiti da me, con quei tubi che trovi anche nei negozi di articoli sportivi per i ragazzini che vanno a fare i primi bagni, quel tubo alto 1 metro e qualcosa e di un diametro di circa 8 cm in poliuretano, qualche roba così. Io con quelli mi sono costruito, opportunamente modellati, fissati fra di loro con quelle fascette lunghe da elettricista, eccetera. È un'invenzione, in parole povere, da brevettare, perché il galleggiante ti tira su o da sotto le ascelle o anche dal collo, in maniera di mettere in tensione anche le vertebre cervicali. Il peso che hai sotto i piedi ti tira giù, esercizio da fare rigorosamente in mare, e io in una ventina di minuti, mi sono contato a minuto, faccio non meno di 400 micro allungamenti della spina dorsale. Io oggi mi è scomparso il problema alla spina dorsale che avevo, per aver fatto anche quasi 30 anni di autista d'autobus, non ultimo. Per capirci, io non ho problemi di schiena, zero, a 85 anni, mentre il mio babbo è stato operato per ben 2 volte di un'ernia a disco e mio fratello 2 anni fa, a 80 anni, anche lui ha già subito un primo intervento alla schiena perché aveva appunto la spina dorsale malmenata, per cui bisognosa di intervento, gli hanno messo una placca a raddrizzare, eccetera. Io di tutto questo non mi sento bisogno, perché in acqua faccio anche una mini ginnastica, cioè faccio ad ogni oscillazione in su e in giù, faccio una torsione di 90 gradi, una volta verso destra, una volta verso sinistra, ed una inspirazione profonda con la espirazione successiva, e soprattutto quando mi giro a destra tiro su al petto il ginocchio destro e viceversa quando mi giro a sinistra il ginocchio sinistro. Io faccio 3 o 4 esercizi in uno, ogni volta ci impiego 20 minuti circa. In 20 minuti faccio circa non meno di 400 micro allungamenti della spina dorsale, e fatti frequenti, cioè almeno 3 volte alla settimana. Io intanto sono cresciuto di 1 centimetro negli ultimi 20 anni,
dopo che da militare al 60° anno io ne ero calati 3, come tutti, di centimetri, di altezza intendo. E noi caliamo di altezza perché vengono schiacciati e si assottigliano di 1 millimetro l'uno circa i dischi di cartilagine intervertebrali che abbiamo, è chiaro. Quello è il calo di altezza di tutti gli esseri viventi, tutti. Tu, tuo papà, tuo nonno, tuo trisavolo e i miei idem sono calati tutti. Io ho calato di 3 centimetri nei primi 60 anni di vita. Sono cresciuto di 1 centimetro negli ultimi 20 anni, cazzarola. Cioè questo prima di tutto frena o ferma il calo che hai, cioè i dischi intervertebrali si sentono sollecitati verso l'allungamento anziché lo schiacciamento. Sarebbe da fare forse anche ogni giorno questo esercizio, ma è troppo stropia. Io ho scelto di farlo ogni secondo, in piscina d'inverno, in mare d'estate, e sono qua. Sono circa 20 anni, 25 che lo faccio, scoperto per mano di un amico che, avendo un cugino fisioterapista a Chicago, ai propri pazienti, il cugino fisioterapista fa fare questo stesso esercizio all'interno di una vasca 2 metri per 2 piena d'acqua che si è fatto costruire in ambulatorio. Con una scala mette dentro 2 pazienti alla volta e li fa oscillare su e giù senza alcun peso, esclusivamente col peso proprio. E io mi sono detto, ma se io aumento il galleggiante e aumento il peso ai piedi, aumento la trazione che faccio sulle vertebre. È logico, è chiaro. L'intelligenza serve anche per questo e io sono convinto di averne, modestamente, punto. Ci sentiamo quando vuoi e la prima volta che vieni a Trieste te li faccio vedere e toccare. Io ho 3 di questi, chiamiamoli così, pesi, 3 potenze diverse, uno da 3 kg, uno da 4, uno da 5. Ed è chiaro che come aumenti il peso devi aumentare il galleggiante. Il 5 secondo me mi comincia a essere troppo, perché lo senti, dopo fatto senti che hai fatto un lavoro un poco fuori norma, ma il 3 e il 4 lo sopporti facilissimamente. E io ho la ciabatta con 3 kg, la ciabatta con 4 kg e la ciabatta con 5, e contemporaneamente metti al collo o sotto le ascelle, perché sono 2 punti diversi di lavoro che fai, o soprattutto cervicali, o soprattutto sotto le ascelle dorsali e lombari come vertebre. Ne parliamo quando vieni a Trieste, sarà sempre ora, avrò piacere di ospitarti e ne parliamo. Ciao carissimo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.